Un botta e risposta a distanza tra i vescovi della CEI e il presidente del Veneto, Zaia, al centro ancora una volta l'autonomia. Nei giorni scorsi il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Francesco Savino, aveva parlato di un rischio Far West tra le regioni povere con la riforma che, secondo Savino, creerà tante Italie quanto le regioni. Il vescovo di Cassano allo Ionio poi aveva affermato che il Sud ha capito che l'autonomia è un cavallo di Troia per creare due Italia, una prospera e l'altra abbandonata a se stessa. A stretto giro era arrivata la replica del governatore del Veneto Luca Zaia. Sono sorpreso e rammaricato dalla posizione espressa dal vicepresidente della CEI. Le dichiarazioni riportate appaiono basate su una lettura fuorviante e fortemente di parte. Sono convinto, aveva proseguito Zaia, che leggendo attentamente i documenti e valutando il merito della riforma, le opinioni sarebbero molto diverse. Il nord e il sud sono gemelli siamesi, se affonda il sud, affonda anche il nord. Mi sono sembrate davvero sconcertanti le parole, la reazione nervosa e scomposta da parte di Zaia nei confronti di legittime critiche che non vengono da un soggetto qualsiasi, ma che vengono dalla CEI, e critiche che sono del mondo cattolico, ma che sono anche del mondo dell'impresa. Basti pensare cosa hanno detto gli industriali rispetto all'autonomia, col rischio che penalizzi non solo il sud, ma anche il nord del paese. Ecco, vedo che c'è un certo nervosismo su questo. Punta al dialogo e al confronto. Il presidente Anci Veneto e sindaco di Treviso. Dobbiamo tutti noi capire meglio come funziona e quali sono le opportunità che l'autonomia offre, sottolinea Mario Conte, e dobbiamo spiegare che la riforma non significa mettere il nord contro sud. Io mi sento di rasserenare, no, i vescovi nel dire che anche con l'autonomia la solidarietà amministrativa non verrà mai meno, cioè le regioni che sapranno meglio amministrare i fondi dei propri cittadini poi saranno comunque sempre a disposizione per quelle parti del paese che avranno delle necessità differenti, però è altrettanto vero che oggi il centralismo ha fallito e l'alternativa al centralismo si chiama autonomia.